L'ASL 4 sperimenta una sanità a chilometro zero. Lo fa con 4 progetti a sostegno degli anziani del territorio, iniziative premiate dalla Comunità Europea che ha elargito dei contributi per l'area Antola-Tigullio. L'idea sperimentale è quella di aiutare gli anziani a casa propria. I contributi saranno spalmati su 3 anni. Perché è un progetto che riguarda le aree interne disagiate delle valli Graveglia, Avete e Sturla per quanto riguarda il nostro territorio, che si articola su diversi aspetti. Si parte con l'accompagnamento protetto, ad esempio per l'anziano solo che non riesce a raggiungere l'ospedale anche per una semplice visita ed ora potrà essere contattato e portato direttamente al centro sanitario. Nasce infatti una nuova figura professionale, quella dell'infermiere di famiglia o di comunità. I 2 progetti riceveranno rispettivamente 25.000 e 76.000 euro. Abbiamo già individuato 2 nostri infermieri che già si occupavano di domiciliarità, di territorio, che andranno a fare questo corso avanzato, un master avanzato proprio per conseguire la specializzazione dell'infermiere di famiglia, che sarà colui che accudirà i nostri anziani al loro domicilio, definendo una strategia in relazione con il medico di medicina generale, con i servizi presenti, prestando particolare attenzione agli stili di vita, all'assunzione delle terapie, per dirlo in modo più semplice, quindi verificare l'anziano solo se ha bisogno di particolari interventi. L'altro progetto si chiama RSA aperta, cioè l'esternalizzazione delle cure domiciliari. È la struttura che esce incontro al paziente, usando risorse in capo alle strutture sociosanitarie accreditate o convenzionate con il sistema sanitario nazionale. Perché non utilizzare queste risorse anche per uscire dalla struttura accreditata o convenzionata e svolgere un servizio a carico dell'assistito anziano che vive in area disagiata e che ha bisogno di un maggiore supporto? Quanto il finanziamento? Il finanziamento è di circa 230.000 euro. Infine, il potenziamento dell'attività degli ambulatori con la telemedicina, un'opportunità per usare la migliore tecnologia e i migliori professionisti. Anche per questo abbiamo un finanziamento per queste aree che ammonta a circa 190.000 euro.